La sanità, che di fatto è una politica autonoma che coinvolge appunto già le regioni, ci ha definito che in qualche maniera dobbiamo stare particolarmente attenti sul tema dell'autonomia, alcuni possono farlo, altri molto meno. Per molte, ma non per tutte, così si esprime dal Consiglio nel corso del Festival delle Foreste il ministro per i rapporti con il Parlamento, il bellunese Federico D'Incà, nei giorni in cui lo stesso presidente Zai ha annunciato l'intenzione di accelerare sul fronte dell'autonomia, arrivando alla firma dell'intesa con il governo. Cartina di tornasole quindi la gestione dell'emergenza Covid, che ha messo in rilievo vizi e virtù dei singoli sistemi regionali. Da qui pare di capire si parte verso una trattativa differenziata. Veneto ed Emilia-Romagna, dice D'Incà, sono i modelli a cui guardare. Credo che dobbiamo portarlo avanti, abbiamo la ministra Gelmini che sta cercando di seguire quello che aveva fatto il ministro Boccia precedentemente nel governo Conte. Io credo che vada anche rivista una certa tipologia di autonomia, perché abbiamo visto con il Covid che i 21 sistemi sanitari nel nostro paese probabilmente sono troppo differenti uno dall'altro. Occorre in qualche maniera prendere le buone pratiche e portarle a tutti, e per cui da una parte ci possono essere delle richieste di autonomia maggiore perché si è più bravi a fare alcune cose, dall'altra probabilmente occorre capire chi ha fatto già delle buone politiche sul territorio e poterle esportare in altre regioni. Quindi l'autonomia è un tema importantissimo, ma occorre guardarlo a livello nazionale prendendo le buone pratiche che il Veneto ha fatto. Quindi partiamo dal Veneto? Ma dal Veneto e dall'Emilia Romagna mi sembrano le due regioni che hanno saputo affrontare meglio il Covid, anche perché abbiamo visto che la Lombardia ha sofferto moltissimo nella prima parte, oggi è in grandissimo recupero, e in altre regioni abbiamo avuto il timore in qualche momento che vi fosse il collasso del sistema sanitario perché gli investimenti non sono stati adeguati.